l'abbiamo sempre data al campo, non è che sia una novità per noi, anche se questa settimana ovviamente gli occhi si sono puntati su di noi abbiamo fatto tutto il possibile per continuare a pensare, anzi primo per dimenticare la vittoria di domenica scorsa, perché deve essere fatto così, e secondo sappiamo che è il campo che darà un'altra risposta su di noi. Domani abbiamo un altro esame difficile, molto ma molto complicato, lo sappiamo, ne abbiamo parlato fra di noi e speriamo di superarlo. Non possiamo fare altro, cioè se noi non potevamo chiudere le porte alle persone che volevano venire a sentire i nostri, come dire, le nostre, ad intervistare i ragazzi, non potevamo fare, è vero, non siamo abituati a tante luci di riflettori, ma insomma mi sembra che fosse anche normale che si potesse vivere una settimana del genere. Noi però nello spogliatoio abbiamo sempre parlato delle difficoltà che avremo da qui in avanti e delle difficoltà che ci creerà il Bari. Non abbiamo pensato ad altro, abbiamo cercato di chiudere il capitolo Palermo e riteniamo di essere proiettati sulla partita di domani, consapevoli delle difficoltà che ci creerà la squadra di Muti. Ma io mi riferivo più che altro, parola al campo. Tu hai detto che non siamo abituati ai riflettori, alle telecamere, bene, ma non siete abituati neanche a 10 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e 2 pareggi. Anche questo io mi riferivo. A forza di dirli verrà che... io non sapevo neanche che erano 10, francamente. Ecco. Avevo un sospetto, non mi interessa, cioè, io non ci penso a queste cose, non penso a queste cose, penso ad essere il primo che dà l'esempio, che da questo punto di vista pensa che bisogna guardare a un avversario alla volta e proprio concentrarsi sul momento, quindi quello che è stato fatto non conta niente, conta quello che faremo. Mister, mi scusi, ma il Bari, vista la situazione in cui si trova in classifica, necessariamente dovrà venire a fare la partita. Non credo che si schieri dietro per rubare un punticino, credo che non gli risolverebbe nulla. Ecco, questo rispetto a tanti atteggiamenti difensivi, come non so, per dire Brescia o altre squadre, non ritiene che forse potrebbe darci qualche spazio in più, qualche possibilità di giocare in più? Beh, allora, intanto io penso che il Bari sia una buona squadra, che ha avuto fino ad oggi un campionato di un certo tipo e non sono io a doverlo giudicare perché io lavoro in un altro posto. Il Bari nelle ultime 2 partite ha perso 1-0 con la Lazio, prendendo un gol dopo 5-6 minuti e poi tenendo la partita in bilico fino al 90esimo. La Lazio, se non mi sbaglio, è più avanti di noi. E ha pareggiato, ha rincorso il risultato con la Fiorentina in un ambiente ostile, casa Bari in questo momento, dimostrando orgoglio e qualità e ha tanti giocatori di qualità. Se giocherà avanti o dietro, questo non lo so, dipenderà dalle partite. Secondo me non è proprio così vero che noi con le squadre, l'ho già detto la settimana scorsa, il Brescia non si è chiuso tanto, neanche il Bologna non si è chiuso tanto, secondo me. Abbiamo trovato 2 squadre che sono venute qui e hanno meritatamente pareggiato. Io non ne farei un ragionamento sulle squadre più o meno chiuse, poi dipende sempre da che tipo di partita, da cosa fanno i 2 contendenti, perché questo penso. Proviamo a rovesciare il discorso allora. Diciamo che da quando la squadra ha incominciato a marciare in un certo modo, dopo una vittoria in trasferta, penso alla stessa partita di andata col Bari, o quella con la Juve, o quella di Cesena, poi voi avete fatto 3 pareggi in casa, è una coincidenza o cos'altro? Non lo so cos'è, cioè, Può essere una coincidenza. Può darsi di sì. può darsi che sia solo una coincidenza, può darsi che abbiamo trovato delle difficoltà. Noi non siamo la squadra che può vincere 7-8 partite di fila, cioè, siamo sempre solo l'Udinese, siamo quelli lì, quindi può darsi che quando vinciamo fuori qualcosina inconsciamente caliamo, chi lo sa, può essere,
può essere tutto e non si può dare spiegazioni razionali a tutto ciò che succede. Mister, dal punto di vista della tenuta atletica, la squadra è sempre in ottime condizioni? Sì, direi di sì. Direi che da questo punto di vista la squadra sta bene, lavora bene. Non vediamo segnali di calo né in allenamento né durante le partite, per il momento. E anche dal punto di vista mentale, nel senso, assorbita la scorpacciata di Palermo e anche le luci che si sono accese questa settimana? Noi pensiamo di aver lavorato bene in questo senso e vedremo la risposta domani. Adesso, come dire, i miei giocatori, alcuni dei miei giocatori dicono, perché l'ho letto nelle loro dichiarazioni, secondo me giustamente, che stanno maturando, che il percorso di maturazione di alcuni, appunto, di quelli che magari sono ancora giovani ma non giovanissimi, sta progredendo. Domani abbiamo un esame dal punto di vista di questa maturità molto importante e quindi ci siamo parlati, abbiamo cercato di chiudere, come dire, l'argomento della settimana scorsa, non abbiamo più riflettuto o parlato di quello che è successo, abbiamo provato ad analizzare il Bari, a conoscere tutte le qualità, le possibilità e tutti i pericoli a cui andiamo incontro, sia a livello tecnico-tattico che a livello psicologico. Poi vedremo. Mister, lei all'andata aveva detto che quella contro il Bari sarebbe stata a Bari una partita peculiare come poche altre nel campionato, ma senza specificare i motivi. Questi motivi, cioè, valgono anche per il ritorno? Cioè, No. anche, no, solo... No, perché il Bari di Ventura è una squadra caratterizzata e se gli si gioca contro in un certo modo, secondo il mio modo di vedere, si possono ottenere dei vantaggi. Era questo la peculiarità. Non è più di Ventura e quindi, che peraltro ha fatto un ottimo lavoro, e allora cambiano le cose. Lei ha detto che l'Udinese, chiaro, essendo proprio tale, non è che le può vincere tutte, però ha dimostrato che quando gioca come sa non c'è avversario potente. Beh, insomma, questo mi sembra un Abbiamo pochino. messo in difficoltà, abbiamo battuto l'Inter, la Juve, messo in difficoltà il Milan che erode ancora quel 4-4, battuto sì, ma- 7-0 il Palermo, cioè sono risultati che sono passati, non contano più. Anche il Bologna dice, se giochiamo come sappiamo, No, andiamo no, a Udine cioè- a pareggiare. Mi sa che vi Non ha siete montati Sanchez. voi un po' la testa, Oh, bravo! non montiamoci la testa. Ecco, questa è l'unica cosa che non dobbiamo fare, aiutateci anche voi, ecco, in queste cose. Senti, il messaggio quindi che passa è quello che a me non interessa vincere le battaglie, mi interessa vincere la guerra. Perché cioè, dopo la partita di domenica questa euforia, sì, abbiamo vinto una battaglia, ma a me non Sì, interessa certo. vincere la battaglia, ma voglio vincere la guerra, questo è il concetto. E per vincere la guerra bisogna essere pronti ad affrontare Saranno anche 11. le 11 battaglie che abbiamo, questo senz'altro. Mister, questa attenzione, questi riflettori che sono accesi sull'Udinese questa settimana, con tante interviste, televisioni, media nazionali che si sono alternati, le ha dato anche un po' fastidio per a livello di concentrazione che pretende dalla squadra, oppure no, No. solo il piacere di aver comunque avuto un grande risultato? No, sappiamo che fa parte di questo mondo, di questo gioco, e secondo me è anche giusto che si siano puntati i riflettori sui protagonisti della storia, che sono i miei calciatori, perché da qui, da Udine, molto spesso i messaggi mediatici arrivano dal capitano, arrivano dall'allenatore, ma la squadra è composta di 24, 25, 26, 27 persone, credo che se siamo lì il merito è dei giocatori ed è giusto che abbiano lo spazio che è giusto che ci sia per i protagonisti veri, insomma.
Quindi se uno è maturo e di sapere che è consapevole che questo ci sta e che può fare anche piacere, ma lo vive con la maturità e la saggezza, non c'è motivo per preoccuparsi, insomma, di questo. Sarà il Bari che ci farà preoccupare. Bravo. Un'ultima Che Bari è cosa. rispetto all'andata? Cioè, prima hai detto che Conventura era molto caratterizzato. Ecco, adesso proprio per quasi una legge strana, è molto meno leggibile, nel senso, no, ma mi spiego bene perché non vorrei fare, che hanno cambiato in 3 partite, hanno cambiato spesso il sistema di gioco, quindi non sappiamo ad oggi come giocherà il Bari, mentre prima, quando andavi ad affrontare il Bari di Ventura, sapevi tante cose, alcune cose erano caratterizzate. Qui abbiamo visto fare il 4-4-2, il 4-3-1-2, il 4-3-3, quindi da questo punto di vista dobbiamo essere molto svegli, molto attenti, molto concentrati, perché possiamo trovarci in una situazione anche tattica diversa, insomma. Un'ultima domanda, sempre riguardo l'aspetto mediatico. Molte domande a livello nazionale però riguardano sempre il mercato. Ancora Guidolin che ha ripetuto 100 volte voglio chiudere la carriera qua, come mai non è in una grande squadra? Questo la squadra lo percepisce, cioè vi dà fastidio che insomma non si dia merito ai risultati, però si parli del futuro, di dove uno potrà andare? Ma guarda, la risposta più bella l'ha data Larini e io prendo le sue parole e le ritrasferisco a voi, che siano così chiare, forti e nette, che l'Udinese non è un supermercato, ma l'Udinese ha un progetto importante, quindi in ballo, c'è un progetto importante, me ne accorgo dalle parole dei miei dirigenti, quindi tutto il resto a noi veramente non ci interessa. Io so che le cose stanno molto, ma molto diversamente da quanto si dice, si legge, si intravede da qualche parte. Ok? Tutto, tutto a posto, no? Per i giocatori? Sì. Sì. Tutto. Ho visto Isla uscire dall'allenamento con un problemino alla schiena, ma non mi pare, insomma dai. La Roma ieri. Ho visto la Roma. Buongiorno a voi.